Investita martedì da un tir mentre era in sella, la sua bicicletta si è spenta 2 giorni dopo all'ospedale di Treviso, malgrado i traumi riportati lì per lì non avessero destato particolare preoccupazione. Marilisa Bortoletto, vedova 61enne di Musano, non ce l'ha fatta e ora il conducente del mezzo pesante è sotto inchiesta per omicidio stradale. La donna lascia 2 figli, Omar e Luca Schiavon. La sua morte va ad aggravare un bilancio drammatico sulle strade della Marca, con i cosiddetti utenti deboli, pedoni, ciclisti e motociclisti, vittime della stragrande maggioranza dei sinistri. Stiamo vivendo sicuramente un inizio di estate, una primavera, un inizio estate davvero pessimo dal punto di vista della mortalità. È chiaro che l'utente debole della strada necessita di maggiori cautele, maggiori attenzioni proprio per la condizione fisica di sproporzione che subisce nel caso dell'incidente. È di ieri sera un altro grave incidente con un pedone coinvolto, una 67enne di Vicenza investita in retromarcia da un'auto davanti alla chiesa di San Zenone degli Ezzelini. La donna, che ha riportato un serio trauma cranico, è stata trasportata d'urgenza in elicottero al Cafoncello. L'aumento della mortalità sulle strade di quest'ultimo anno si spiega, per la Polstrada, con l'incremento del traffico dovuto a una ripresa economica del territorio. Più macchine in movimento e quindi statisticamente più elevato numero di incidenti. La prima causa di incidente è la distrazione negli ultimi anni, rimane un elemento assolutamente forte per noi di preoccupazione, perché riscontriamo ancora un elevatissimo numero di incidenti che non hanno spiegazione in alterazioni o altre cause, e quindi lo dobbiamo necessariamente attribuire alla distrazione. Intanto anche la polizia locale di Treviso, contro il fenomeno delle stragi del sabato sera, tornato di drammatica attualità con la tragedia di Jesolo, ha annunciato un potenziamento dei controlli serali e notturni per contrastare soprattutto lo stato di alterazione alla guida dovuto ad alcol e droga.